Buon pomeriggio agli appassionati di sport, di Telecolor e di calcio, un'altra puntata di preview, la seconda, per anticipare i temi della terza giornata di campionato di Serie C, soprattutto il Catania ovviamente protagonista con la partita che richiama anche la storia del passato con la Juventus. È vero che è Next Generation, ma sempre bianconera, è partita che è in programma proprio domani. Ne parleremo di questo insieme a altri temi, compreso quelli di Casa Trapani e Casa Messina, con i miei ospiti in studio, a partire da Lucio Tosto, club manager dell'Imesi Atletico Catania. Ciao Lucio. Ciao Marco, ben trovato. Ben ritrovato anche a te, ormai Grazie. assiduo frequentatore della nostra trasmissione, assiduo frequentatore a proposito come Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ben ritrovato anche a te. Nella nostra altra postazione, intanto salutiamo Anna Russo, che oggi non è presente in studio con noi, ma c'è Giulia con noi. Ciao Giulia, Marco, Giulia Tipo. Ciao Marco, saluto tutti i nostri amici a casa. Stavolta vi dico buon pomeriggio, invece vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp per poter interagire con noi. Il numero è sempre lo stesso, lo trovate sovrimpressione, io sarò qui come sempre a leggere i vostri messaggi. L'avremmo fra poco, arriverà anche il numero in sovraimpressione, ci sarà Giulia a leggere i messaggi, eccolo qua presente il numero, scrivete ovviamente così Giulia potrà leggere tutte le vostre considerazioni. A proposito Giulia, io ritorno da te perché con te vado a fare il punto come sempre sul programma della prossima giornata e sulla classifica. Nel prossimo turno vedremo la Juventus Next Gen Catania sabato 7 settembre 18:30 e insieme al Picerno Casertana alle 18:30. E sempre sabato 7 settembre alle 20:45 vedremo il Crotone Trapani Messina Taranto Turris Latina. Domenica 8 settembre alle ore 18:30 Sorrento Altamura e alle 20:45 Avellino Cerignola Benevento Potenza Foggia Monopoli Giuliano Cavese. Per quanto riguarda invece la classifica delle prime due giornate di campionato, iniziamo con il Picerno Cerignola in testa con 6 punti, a quota 4 Foggia Potenza Giuliano Catania Sorrento, con 3 punti Crotone Monopoli Juventus Next Gen Cavese Benevento, Latina con 2 punti, Casertana Taranto Messina Avellino Trapani 1 punto e chiudiamo la classifica con 2 squadre a 0 punti che sono Altamura e Turris. Oh, grazie Giulia, ritornerò fra pochissimo da te per alcuni messaggi da parte dei nostri telespettatori. Intanto chiedo ai miei ospiti l'impressione che avete avuto della partita con il Benevento. Siete d'accordo con le indicazioni che arrivano da quasi tutti? Questa stagione probabilmente a Catania ci divertiamo un po'? Guarda, io partirei invece dall'avversario del Catania, perché non ha giocato il Catania contro l'ultima della classe, ha giocato contro una signora squadra ben allenata e quindi tutto quello che ha fatto in campo e abbiamo visto di buono ha molto valore. Abbiamo visto una squadra quadrata, una squadra compatta, una squadra aggressiva, una squadra che aveva fame. Ma era quello che ci aspettavamo da mister Toscano. Ma la cosa che più mi ha impressionato è, in fase di possesso, è il fatto di giocare in verticale. Ultimamente in tutte le categorie assistiamo a questo stucchevole giro palla, gioco in orizzontale. Il famoso tiki-taka che è un po' invece antico, no, ho visto che in 2 o 3 passaggi molte volte il Catania andava in porta o quantomeno al limite dell'area, quindi tendeva sempre a verticalizzare, che non è poco. Del resto poi diciamo Toscano ci ha abituato a questo tipo di squadra aggressiva, compatta e soprattutto dove ci sono le distanze minime tra uomini e reparti. Una squadra che quando attaccava erano tutti nella 3/4 avversaria e si difendevano bene. Quindi io spero che è chiaro che poi queste situazioni qua in campo richiedono un dispendio di energia importante, tanto che poi il Catania l'ultima mezz'ora un po' diciamo, ha rallentato. Quindi secondo me la gestione delle forze va anche calcolata in tutto questo sistema diciamo, di gioco. Gianluca, tu eri allo stadio, che impressione hai avuto? Qualche sguardo ce lo siamo lanciato, non di intesa ovviamente, ma chiaramente legato a quello che abbiamo visto in campo di questo Catania, soprattutto nel primo tempo. Allora, primo tempo io dividerei le partite in 2 tempi, non per una questione di tempo, proprio per una questione tattico, perché nel primo tempo il Catania era sul pezzo, ha studiato bene il Benevento, sapeva della troppa distanza in fase non possesso fra centrocampo e difesa del Benevento, è da lì che poi nasce proprio il gol, una verticalizzazione, e il gol che fa il Catania arriva proprio da una sottopunta che va ad inserirsi e finalizzare centrocampo in ritardo.
bene il Catania in fase di non possesso nel primo tempo, presenti su tutte le traiettorie di passaggio, aggressivi, tanta corsa dal quarto di destra e belle giocate, belle trame di gioco. Nel secondo tempo il Catania ha perso un po' le distanze, con le sostituzioni probabilmente è una questione di gamba, una questione di preparazione, però ho visto troppe verticalizzazioni del Benevento, quindi una squadra che si è praticamente tatticamente si è riusciti a svegliare una squadra già morta, che era il Benevento, e a mio avviso andava sistemato un po' il centrocampo, quindi magari mettere un'unità in più, quindi giocare a 5 a centrocampo per evitare proprio queste imbucate, specialmente sull'out sinistro del Catania. E quello avrebbe permesso comunque di stare ancora sul pezzo. I due quarti che sono un po' abbassati inevitabilmente. Si sono abbassati perché comunque passavano troppe palle in verticale, quindi loro verticalizzavano male, ma verticalizzavano e a quel punto se non la prendi mai ti abbassi, cerchi di prendere la seconda palla, però comunque si sono creati tanti pericoli per il Catania. Allora, fra poco parleremo diffusamente anche dell'avversario del Catania alla prossima partita, vale a dire la Juventus Next Gen. Intanto io andrei a sentire cosa ha detto Toscano, le sue dichiarazioni diffuse dai canali social del Catania. Sentiamo la prima parte in questo straccio, sentiamo. Il Catania ha lavorato bene, concentrato, determinato, visto i ragazzi sereni, tranquilli, perché il difficile non è il primo passo o la prima vittoria, il difficile è rimanere concentrati, non perdere di vista le motivazioni, non perdere di vista il tuo obiettivo, quindi questo è un passaggio fondamentale che i ragazzi l'hanno capito. Noi non dobbiamo essere figli di un risultato, ma figli di un processo di miglioramento costante e continuo a 360 gradi. Deve essere un lavoro a più livelli come calciatore, come persona, come gruppo e crescere continuamente. E dobbiamo lavorarci ogni giorno sotto questo aspetto e i ragazzi hanno capito che la strada giusta è questa. La Juventus Next Gen è una squadra, è un progetto molto interessante. Io ho avuto la possibilità di incontrarli la passata stagione, hanno sempre strutturato squadre di gamba, di fisicità e di grande tecnica. Magari potranno avere qualche difficoltà all'inizio nel processo di crescita di questi giovani, ma gli ultimi risultati hanno detto che è una squadra molto imprevedibile, da metterci la massima attenzione perché sarà un test molto importante per noi per alzare il nostro livello e la nostra asticella. Squadra imprevedibile, dice Toscano della Juventus, giusto Lucio Tosto? Sì, è una squadra che non ha pressione. Una squadra non ha pressione, una squadra composta da tanti giovani, è una squadra allenata da Montero che sicuramente oltre che l'aspetto tecnico e tattico curerà anche l'aspetto caratteriale come suo costume, quindi non è una partita semplice, non ci sarà fattore campo. Io penso che il Catania debba dare delle conferme, dando delle conferme come quelle del primo tempo, come ha detto Gianluca, io penso che il Catania possa fare risultato sicuramente a Biella. Andiamo da Giulia perché ci sono già dei primi messaggi dei nostri telespettatori. A te, sì, Giulia. C'è un telespettatore che si chiede, Roberto, buonasera, come mai la panchina del Catania è cambiata? E Adamonis, il portiere, sarà il titolare? Ovviamente mi dispiace per Beters. Un'altra domanda, sono curioso di avere un giudizio dagli ospiti sui trequartisti del Catania, Jimenez, Toppa, Carpani, Luperini, eccetera. Secondo me è un bel gruppo ben assortito. Allora andiamo sui trequartisti, lo chiedo a Gianluca, perché sorridi? Dico, no, non puoi parlare di trequartisti, no, tu dimmelo perché se non puoi parlare di trequartisti ti chiedo dei difensori, invece trequartisti del Catania è veramente un gruppo ben assortito? Allora, sui giocatori del Catania non ci sono dubbi perché vengono presi dal direttore sportivo di primissimo livello e da un tecnico di primissimo livello, per cui è gente già selezionata a livello tattico e caratteriale da questi due professionisti. Per quanto riguarda il discorso campo, abbiamo visto che è tutta gente che fa gol, gente di gamba, proprio nella partita col Benevento li ha impiegati tutti e tre, a giro facevano la prima punta, andavano nella fase di non possesso, fase di possesso, idee, cattiveria agonistica, e quindi è gente completa, gente che ci farà divertire sicuramente.
Fra poco andiamo a sentire un nostro collega che ci parlerà proprio della Juve Next Gen. Invece con Lucio voglio parlare dell'altro tema sollevato dal telespettatore, quello dei portieri. È Adamonis il titolare di questa squadra? Ma guarda, io penso sia stato preso per questo, però io darei fiducia personalmente a Betters se continua a rendere in questo modo. È un giovane, è cresciuto, si può dire, a Catania, quindi io darei fiducia finché si può. E penso che domani possa giocare lui, perché ha dimostrato fino ad ora, sicuro, nei pali, ha recuperato bene a livello fisico. È chiaro che è una scelta non facile da parte dell'allenatore, perché se una società ti mette a disposizione Adamonis e tu c'è Betters che sta rendendo, ma là io penso che di solito gli allenatori si appoggiano molto agli allenatori dei portieri, ai preparatori dei portieri, e quindi sarà, diciamo, uscirà fuori anche da un consiglio da parte dell'allenatore dei portieri. Allora, come vi avevo promesso, andiamo a parlare con il collega Marco Baridon, che è collegato con noi, direttore di Juventus News 24. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Grazie a te ovviamente. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare? Una Juventus che ha segnato tantissimo nelle prime 2 partite, ma ha anche subito tantissimo. Che tipo di partita ci dobbiamo aspettare a Biella domani? Sarà sicuramente una partita aperta, una partita di una squadra che è molto rinnovata rispetto agli anni scorsi, rispetto anche alla prima uscita. Diciamo che contro il Cerignola abbiamo visto una Juve ancora in costruzione, che ha subito tanto, non ha impattato al meglio il girone C. Era anche la prima partita chiaramente in un nuovo girone, doveva un po' prendere l'aggiustamento, già c'è stato, e gli ultimi giorni di mercato hanno consegnato alla Next Gen, alla seconda squadra, altri giocatori, altri rinforzi destinati secondo me a categorie ovviamente superiori, che possono a partire dalla sfida contro il Catania di domani. Quindi secondo me vedremo una... Correggimi se sbaglio, perché ci sono tanti giovani interessanti in questa squadra già nell'orbita delle rispettive nazionali. E che scelte puoi già indicarci? Poi magari la formazione la vediamo come sempre alla fine della trasmissione. Sì, giornate importanti per Angelè, che è stato anche convocato in prima squadra da Thiago Motta, ha fatto anche il suo esordio in Serie A e non farà parte della sfida. Vedremo da domani per vedere i 2 grandi colpi degli ultimi giorni dell'estate bianconera. Nel ringraziarti, prima di lasciarti, ti chiedo come cambia la comunicazione anche per voi che seguite da vicino le varie squadre, no? In questo caso la Juventus, quando c'è presente anche una squadra B. Aumenta sicuramente il lavoro da parte nostra, da parte degli operatori dell'informazione, ma quanto è più complicato magari? Diciamo che è una scoperta del mondo Juve a 360 gradi, perché si segue ovviamente da vicino, passo dopo passo, la prima squadra, ma si dà importanza ovviamente a tutto. La squadra è un palcoscenico importante, perché permette di fare da cuscinetto tra la primavera e la prima squadra, e negli ultimi anni soprattutto ha assunto un valore ancora più fondamentale, perché sono tanti davvero i giocatori che compiono adesso il salto in prima squadra, senza dimenticare gli ultimi aggiunti che sono Bangula, Savona e Rui. Quindi diciamo che il progetto seconda squadra sta assumendo un valore ancora più importante negli ultimi anni. Marco, io ti ringrazio, buon lavoro. Allora, visto che tanto l'abbiamo detto, grazie per la tua partecipazione e buona partita ovviamente per domani a Biella. Ciao Marco, un buon pomeriggio. Ciao ragazzi, grazie a voi. Bene, allora ringraziamo ancora Marco Baridon. Io, facendo riferimento a quello che diceva lui, ricordo che domani non ci saranno i tifosi del tifo organizzato del Catania, proprio perché contestano la decisione delle squadre B. E dunque, per coerenza, in questo senso, visto che ne parlava proprio Marco poco fa, non parteciperanno alla trasferta di Biella. Vi dico anche l'altra notizia, che oggi il Catania ha girato in prestito all'Ancona il portiere Lautsemis,
è un portiere lituano che aveva preso invece dall'Imolese cessione in prestito. Notizia importante, un 2005 comunque che vi diamo anche perché è una notizia di oggi. Andiamo a sentire Toscano, invece la sua altra dichiarazione legata, invece lo sentirete, a quello che può essere lo sviluppo prossimo da parte del Catania. Sentiamo Toscano. I miglioramenti li ho visti già nella partita col Benevento, nella circolazione della palla, nel ritmo, nell'intensità, nell'aggressività. Dobbiamo crescere nelle scelte, farle più produttive, nella continuità di rendimento, di alzare il minutaggio, essere intensi per più di 60-70 minuti, far crescere chi è ancora un pochettino più dietro dal punto di vista della conoscenza soprattutto della squadra e dei compagni, però vedo una squadra concentrata, sul pezzo, e hanno capito che la resistenza mentale in questo campionato, ma a prescindere in questo campionato, ma sempre nel calcio, e la continuità di risultati fa la differenza, e noi dobbiamo capitalizzare la vittoria col Benevento. La situazione disponibili è in netto miglioramento, non riusciamo a recuperare per questa partita nessuno dei 5 indisponibili della passata partita, però credo che siamo in via di risoluzione dei problemi. La parola chiave della partita è stare sempre sul pezzo, la massima concentrazione, non mollare. Qual è la motivazione del nostro, che ti porta al nostro obiettivo che ci abbiamo dal primo giorno che ci siamo riuniti, e dare continuità di prestazione e di risultato, che è la cosa più importante. Cresce nelle scelte e nella continuità, dice Toscano, che evidentemente si riferisce anche al secondo tempo, no? Cioè essere capaci di scegliere al momento giusto e con più reattività che cosa fare, ed essere più continui nella prestazione, nell'aggressione degli avversari. È giusto. Quello che deve fare il Catania per far sì che non succeda quello che è successo nella partita col Benevento, cioè ci vuole continuità di prestazione, ed è importante, perché se così non fosse, ridai e poi le partite le perdi. E quindi al cospetto di un primo tempo veramente importante, la squadra prima della classe ha fatto un secondo tempo troppo distante dal primo, e quindi comunque ci deve iniziare a lavorare. Però è fisiologico. Catania ha pressato troppo, 45 minuti che non faceva respirare l'avversario, li prendeva alti al limite dell'aria, e come ho detto prima c'è un dispendio di energia importante, quindi secondo me la gestione delle forze va fatta, perché se Catania che tanti giocatori che erano in campo sono gli stessi che hanno giocato i 120 minuti con il Crotone, gli altri 90, è vero che ovviamente sono dei giocatori che a questo servono chiaramente, ma ci sono anche dei tempi e delle sostituzioni che magari... che ha avuto il Catania il primo tempo, fisicamente, fisiologicamente è quasi impossibile fare. Una squadra non può tenere quei ritmi là di fare pressing per 45 minuti in quella zona del campo, sarebbe al limite dell'area, dove tutti i giocatori vanno in quella zona là, dove il Catania era molto corto, quindi secondo me una gestione migliore da parte delle forze, magari decidere di farlo in determinati momenti della partita, quel pressing così esasperato, sicuramente darebbe del minutaggio in più a livello fisico nel secondo tempo. Ti faccio vedere in rapida successione, perché il mercato si è concluso praticamente la settimana scorsa, quelli che sono chiedo alla regia di mandare le 4 grafiche legate proprio al mercato del Catania, arrivi e partenze, così le riguardiamo insieme. Ovviamente sono tutti nomi ormai risaputi da voi tutti, ma chiedo a Lucio se è un mercato, considerando la situazione, poi in settimana lo sapete è venuta fuori anche le dichiarazioni del sindaco sul discorso fideiussione, poi insomma ritrattate in un qualche modo, parlando solo di ipotesi di una penalizzazione. Sappiamo che non c'è stato deferimento, per cui è una discussione che non va fatta in questo momento e che non si può fare in questo momento, ma al di là di questo è stata certamente un'estate difficile per il Catania, complicata. Questo mercato, con i nomi che leggiamo, è un mercato che vale? Intanto volevo dire, per la penalizzazione non è una notizia, quindi non ne parliamo perché non c'è una notizia vera. Per quanto riguarda il mercato, però, secondo me può essere valorizzato se i 2 attaccanti
Montalto e l'altro Montalto inglese prendono condizione e fanno quello che dovrebbero fare, almeno andare in doppie cifre. Allora tutta la squadra ne gioverebbe e tutti gli acquisti ne gioverebbero. Dipende da questi, perché attualmente secondo me, per quello che si è visto in campo, il salto di qualità potrebbe essere fatto se si trova un attaccante capace di fare gol. Che in questo momento, per come siamo messi, sì, tutti possono andare in gol, ma l'attaccante, quello che ti deve far fare la differenza e ti va in seconda a doppia cifra, attualmente non c'è. La considerazione è sicuramente esatta, è proprio lì che ci sono state le scommesse del Catania, tipo quella di Inglese. Ci fermiamo per il momento, ritorniamo fra pochissimo per andare poi all'analisi tattica delle due squadre impegnate domani a Biella, fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra preview. Abbiamo parlato già del prossimo avversario del Catania, vale a dire la Juventus Next Gen. Parleremo ovviamente fra poco, faremo un po' l'analisi tattica di ciò che hanno detto le prime due giornate per le due formazioni che si affronteranno domani proprio sul campo di Biella. Ma prima volevo andare a parlare e lo ringrazio per la partecipazione, con l'allenatore del Cerignola, della squadra in testa alla classifica, nonché il nostro amico siciliano Peppe Raffaele. Peppe, buonasera, buon pomeriggio. Buonasera a te, ciao Marco. Allora, intanto ti chiedo, visto che tu hai già affrontato la Juve e l'hai battuta, fra parentesi, alla prima giornata di campionato, la domanda nasce spontanea: come si batte la Juventus, visto che tu già l'hai fatto? Quali sono i punti deboli di questa squadra? Intanto è stata una partita, diciamo, il debutto in campionato, quindi è normale che di partita in partita migliorano anche determinate situazioni. Quindi io ho incontrato con il Cerignola lì a Biella una squadra con tanto talento, pericolosissima dalla tre quarti in avanti se non stai sempre sul pezzo, e con qualche difficoltà dietro, ma anche perché noi abbiamo fatto veramente una bella partita in fase offensiva. Quindi sicuramente è una squadra ricca di talento che va a gredita alta per cercare di fargli fare meno possesso possibile, soprattutto sulla tua tre quarti. Allora, io intanto voglio ringraziare anche l'ufficio stampa del Cerignola, che ci ha permesso di avere il mister collegato con noi mentre state preparando la prossima partita di campionato. 2 partite, 2 vittorie. Che squadra è il Cerignola, Peppe Raffaele? Una squadra che può lottare per andare fino in fondo in questo campionato? Ma guarda, oggi fare pronostici veramente mi sembra molto azzardato. Noi siamo una squadra che, diciamo, con gli ultimi 2 mesi di campionato che abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo creato una mentalità. È rimasto in rammarico lo scorso anno di aver perso gente importante come D'Andrea nei playoff, dove secondo me al completo potevamo andare ancora avanti, e quindi siamo ripartiti su quella mentalità, su quel gruppo meno male consolidato, e abbiamo cambiato soprattutto in avanti, dove gioco forza. D'Andrea è andato al Catania, che secondo me ha fatto un grande acquisto con Pippo, Malcore è andato via, Butai è andato via, Leonetti è andato via, quindi abbiamo cambiato un po' il reparto offensivo e abbiamo sostituito con giocatori veramente bravi come Salvemini, Puppone. Abbiamo preso anche Gagliano, Jallov, e adesso si è arrivato anche Fagioli. Quindi siamo una squadra che lavora sulla continuità e che ci vogliamo ritagliare il nostro spazio. È normale che, se mi parli di un'ipotetica griglia di partenza, ci sono le 4 squadre che citano tutti gli addetti ai lavori come favorite, e Foggia, Crotone molto attrezzate, ma noi siamo una squadra che vuole fare un buon campionato sicuramente. Lo sai chi non è tanto d'accordo con te, vabbè, nel senso che ha fatto una dichiarazione in cui ha un po' cambiato questa griglia? È il direttore sportivo del Catania, vale a dire Daniele Faggiano, che ha parlato in conferenza stampa. Ti faccio ascoltare che cosa ha detto e poi lo commentiamo insieme. Vedo che già sorridi, sentiamo. Penso che sia un girone tosto, come ne sia. Le prime partite hanno dimostrato, no? Che squadre che qualcuno non nomina proprio, però io vi dico che se devo aver paura di una squadra è il Cerignola, perché è la squadra che forse ha i giocatori da più tempo, più compatta, e ha aggiunto dei giocatori importanti, pur vendendone
abbastanza. Ecco, è arrivato l'endorsement da parte di Faggiano, vedo che sorridi. Peppe, la pensi diversamente da lui? No, la penso, ripeto, non penso diversamente. Per me, ripeto, ogni partita abbiamo la voglia di andare sia in casa che fuori casa a fare 3 punti, quindi dico che ipoteticamente all'inizio sicuramente per la griglia di partenza di tutti i lavori ci sono quelle 4 squadre, poi come ogni anno poi è il campo che decide la voglia, l'organizzazione, gli episodi che ti possono aiutare all'inizio, ma gli episodi durano poco, quindi noi riteniamo di essere una squadra buona, forte, che può giocarsela alla pari con tutti. Sicuramente non abbiamo il peso di dover vincere il campionato, questo mi sembra scontato, però vogliamo fare bene e possibilmente anche stupire, sempre rimanendo umili e con i piedi per terra. Il direttore ci conosciamo con Daniele Faggiano, ci conosciamo da più di 20 anni, quindi tutto quello che dice lui spero che si avveri. Tutto quello che dice lui per me va bene, anche perché stiamo parlando di una persona di grandissimo spessore da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista professionale che anche umano, quindi ho un grande rispetto per lui, chiamiamola anche amicizia ventennale, quindi se lo dice lui allora va bene. Se lo dice lui va bene, e se lo dice Peppe Raffaele pure, visto che insomma lo conosciamo da tempo e sta facendo veramente tanto bene nei vari campionati. Grazie mister, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio ancora Francesco Zagaria, responsabile dell'ufficio stampa del Cerignola, e ci vediamo presto perché la partita col Catania è fra poco, no? Fra qualche settimana. Sì, alla sesta. Esattamente, per cui ci vedremo presto. Grazie Peppe Raffaele, ritorniamo ancora in studio, e io volevo andare invece subito da Giulia per sapere se ci sono altri messaggi da parte dei nostri telespettatori. Sì, Marco, ci sono tanti dubbi, curiosità e perplessità. Ci scrivono: buon pomeriggio, avrei una domanda. Quanto è probabile una penalizzazione in classifica dopo le parole del sindaco, nonostante lui abbia smorzato tali dichiarazioni? E ancora, buongiorno a tutti. Una domanda: perché la Juventus Next Gen, essendo una squadra del nord Italia, gioca nel girone C? Saluti da Tony. Allora, devo rispondere tutte e due io, certo, ovviamente. Allora, lo so che mi volete bene, per cui grazie. Allora, per quanto riguarda le dichiarazioni del sindaco, ha già detto tutto il sindaco. Ha fatto una dichiarazione, ha detto ci potrebbe essere un punto di penalizzazione, ma questa squadra è fortissima così com'è. Poi ha detto ci potrebbe, è un'ipotesi, e noi lo ripetiamo, non è arrivato nessun deferimento al momento su tutta questa situazione, per cui chiaramente ne potremo parlare solo al momento in cui diventerà una notizia effettiva, o potrebbe diventare una notizia effettiva. Quello che abbiamo diciamo seguito anche attraverso Telecolor nella giornata di mercoledì sono esattamente le dichiarazioni del sindaco, che prima ha fatto una dichiarazione e poi ci è tornato sopra dicendo che appunto era semplicemente un'ipotesi. La Juventus gioca nel girone C perché ci sono 3 squadre B. Dunque non posso giocare tutte per appartenenza geografica, se no sia Atalanta, Milan e Juventus avrebbero dovuto giocare tutte nei gironi o A o B. Una doveva andare nel girone C e per sorteggio si è stabilito che fosse la Juventus, ok? Così almeno abbiamo dato anche collegata bene a livello di aerei, no? Sì, ma non lo so, se hanno pensato anche a questo può essere, ma l'idea è stata proprio questo, tant'è vero che trovate il Milan in un girone, l'Atalanta in un altro e la Juventus appunto nel girone C. Ci sono altre domande, Giulia? Al momento mi fermo qui. Va Vi bene. aspetto. E allora ci ritroviamo noi fra pochissimi, invece vado da Gianluca, perché con Gianluca voglio parlare proprio della Juve. Ne abbiamo parlato con Marco Baridon di Juventus News 24 e ne parliamo anche con te, partendo dalla fase di non possesso. Un po' ha accennato mister Raffaele, che ha giocato contro la Juventus. Ricordiamo che il punteggio è finita 4-3, quella partita col Cerignola avanti 4-1, poi la Juve ha rimontato proprio nel finale. Ci fai vedere l'attacco alla linea bianconera, linea difensiva che è composta da 3 giocatori. Sì, loro giocano 3-5-2. Perché faccio vedere questa azione? Perché la squadra avversaria attacca la Juve sull'esterno, quindi come potrebbe fare il Catania col suo quarto uomo. Vedete qua una linea che va
lenta va a difendersi, quindi si abbassa, non prendono l'inserimento sull'esterno, lo subiscono, nessuno esce a contrastare il portatore di palla, quindi accettano questa situazione di superiorità numerica sull'esterno e prendono gol. E questo è il gol della Casertana dell'1-0, anche lì rimonta, questa volta riuscì. Altra situazione un po' simile, questa volta arriva un 3 contro 3 da parte dei difensori della Juventus. Sì, ma più che il 3 contro 3 è la postura dei giocatori, il modo come scappano, sono distanti fra di loro, non giocano di reparto, qualcuno orientato al contrario, posture sbagliate. Tant'è vero che poi qua vengono tagliati con una semplice giocata alle spalle e l'inserimento, una sovrapposizione interna dell'attaccante del Cerignola. Come diceva mister Raffaele, è evidente che è una squadra in netta difficoltà per quanto riguarda il reparto difensivo, quindi la soluzione di andarli a prendere alti e cercare di farli giocare il meno possibile là davanti è ottima, insomma, perché comunque poi vedendo queste immagini ti rendi conto che in questo momento del campionato sono veramente in difficoltà per quanto riguarda la linea l'organizzazione difensiva. E lo vediamo anche nella prossima clip che tu hai isolato, e poi chiedo anche a Lucio di intervenire proprio su queste clip che vediamo. La prossima racconta sempre di questa loro difficoltà, no? Sì, una palla che dovevano leggere più facilmente e in maniera più dinamica, questo non succede, non si riesce a capire dov'è il terzo uomo, quindi il braccetto di difesa, subiscono questo 3 contro 2, ma anche là, questa se la possiamo rivedere, è una situazione importante perché l'attacco a 3 si posizionano sotto punta, che è un po' quello che fa anche il Catania, hai una sottopunta naturale, il Catania gioca con 2 giocatori in quella posizione, e quando prendi palla, se non hai organizzazione difensiva, questo è sempre solo, quindi a palla scoperta loro possono solo scappare e subire gli inserimenti degli avversari, come è stato in questa situazione. Lucio, è un tema questo qui che il Catania può sfruttare, no? È vero che siamo solo alle prime 2 giornate di campionato, ma sembra un tema ricorrente. Ma infatti non è che in 7 giorni si possa riuscire a sistemare qualcosa, sicuramente nell'arco dei mesi sì. Io prendo per buono tutto quello che ha detto mister Raffaele. Sì. Secondo me Catania, se attua quella situazione tattica di pressing alto, chiaramente lo dico ancora una volta, scegliendo magari dei momenti della partita, no? E non farlo per 45 minuti interi, potrebbe togliere dei rifornimenti importanti a quel reparto che la Juventus ha sicuramente, che può fare male al Catania, che è l'attacco. Per quanto riguarda la difesa abbiamo visto troppe situazioni un po' ambigue, quindi se il Catania, con l'esperienza che ha e col grande movimento che fanno i 2 trequartisti e l'attaccante centrale, gli inserimenti degli esterni, sicuramente il Catania potrà trovare dei varchi importanti in fase d'attacco. E delle soluzioni importanti. Soluzioni invece che la Juve cerca in fase d'attacco. Gianluca, ci spostiamo dalla fase di non possesso a quella di possesso per tentare di codificare un po' questo sistema di gioco della Juventus e che cosa fanno per arrivare lì davanti. Sì, diciamo che non è che fanno vedere cose chissà di quale livello, no? Questo è una classica giocata del 3-5-2, ecco, i 5 di centrocampo, i 3 di difesa e i 2 attaccanti, punta e sottopunta, ricevo palla, mando dentro l'inserimento. Io ti devo dire, nelle 2 partite analizzate non ho visto granché. Scusami, più errore da parte della difesa di Cerignola che non è. Però dico, nonostante i 6 gol fatti in campionato della Juve, se andiamo ad analizzare i gol della Juve, sono un tiro da lontano, qualche palla inattiva, qualche calcio di rigore, qualche palla dentro quando sei proprio al 95esimo, quindi la classica palla della disperazione. Quindi è vero che c'è, come dice il mister Raffaele, molta qualità individuale, ma a livello collettivo mi dispiace per Montero, fino a questo momento sono in difficoltà netta. È più difficile. Andiamo a vedere un po' attraverso le grafiche quelle che sono le figure cardine della Juventus, a partire dall'allenatore che tutti conoscono, non tanto per quello che ha fatto in panchina ancora, ma per quello che ha fatto in campo anche nella storia della Juventus, tant'è vero che l'abbiamo detto, una pigna in panchina. Vi ricordate che Montero era così soprannominato, insomma, perché si faceva valere, diciamo, in area di rigore come difensore. Ci sono anche delle dichiarazioni sue, parla di questi giovani ragazzi, dice che appunto i ragazzi della Next Gen poi dopo qualche giorno possono essere chiamati anche in prima squadra, un po' quello che ci diceva il collega, la possibilità di diciamo passare dalla prima squadra, dalla squadra B alla squadra A, e di trovare attraverso la squadra B proprio un
una vetrina importante. Vetrina importante che cerca ancora il giocatore più rappresentativo della squadra juventina, vale a dire Simone Guerra, che è un giocatore che appunto, come dice lui stesso, ho davanti a me almeno 2 o 3 stagioni in campo, mi sento ancora bene e vorrebbe diventare pure un allenatore. La prossima grafica invece che vi facciamo vedere è quella relativa ai risultati fino ad ora accumulati dalla Juventus. Il primo è quello della Coppa Italia, che hanno perso in casa della Giana Erminio, e poi ci sono le 2 partite di campionato che sappiamo benissimo, con i 3 gol segnati ma i 4 subiti contro il Cerignola, e poi la vittoria dell'ultima partita in casa della Casertana con il punteggio di 3-2. Montero cosa può dare? Che tipo di idea ti sei fatto di un allenatore come Montero, che insomma quando giocava era uno che si faceva sentire? Io, vedendo le giocate, ad oggi non penso abbia dato tantissimo, oppure sono i giocatori che hanno recepito bene. Può dare esperienza, può dare cattiveria, però io vedo tra le 2 squadre tanta differenza. Il Catania è una squadra d'esperienza, una squadra quadrata, contro... A me è un manipolo di ragazzini che anche i gol subiti e i gol fatti testimoniano il fatto che è una squadra che gioca a viso aperto, quindi l'esperienza del Catania e la disposizione tattica penso possano fare la differenza. Il rendimento di Sturaro mi sta dando qualche soddisfazione, perché l'anno scorso quando è arrivato ero quello che dicevo poteva fare davvero la differenza, poi problemi fisici e tanto altro non è potuto. Mi pare che quest'anno Sturaro possa dare tanto, insieme a Di Tacchio che forma una coppia di centrocampo assolutamente granitica. A me è piaciuto... E che probabilmente sarà in campo anche domani. Sì, sono 2 che hanno qualità, molta quantità e cattiveria soprattutto. Io ho visto nella prima partita che ha fatto il Catania Di Tacchio che andava a testa con tutti a ringhiare su tutti, ma questo ci vuole. Poi fisicamente sono degli elementi che molto importanti soprattutto in Serie C, dove molte volte non si gioca solo a calcio ma si gioca anche ad altro. Gianluca, vediamo un po' la situazione tattica invece del Catania, partendo come abbiamo fatto dalla Juventus, dalla fase di non possesso, organizzazione difensiva, con il centrocampo che però dà una mano. Sì, dici benissimo, perché questa volta, a dispetto degli ultimi anni, si vede un'organizzazione difensiva, ovvero il Catania molto basso ma con delle idee, quindi non mi abbasso solo per cercare di non prendere gol, ma ci sono delle idee, c'è cattiveria, c'è attacco alla palla e c'è un aiutarsi tutti assieme. Vedi, in questa situazione abbiamo un 2 contro 2. Il giocatore vicino alla palla è il nostro centrocampista Sturaro, l'altro è Di Tacchio che è al centro dell'area di rigore. Cosa succede? Si va a riformare la linea dei 3, abbiamo i 4 centrocampisti in posizione di difesa, quindi in quella situazione là siamo ben coperti, abbiamo anche 2 dei 3 attaccanti. Guarda la posizione del giocatore, ho messo la freccetta, va a recuperare posizione per impedire il tiro in porta, palla che saranno 35 metri. Questo è il Di Tacchio che diceva prima Lucio. Ok, là Di Tacchio può uscire, stiamo parlando sempre di una palla scoperta, ma a 35 metri a squadra schierata, quindi comunque c'è un'organizzazione difensiva importante. Senti, nella fase di non possesso invece, prima parlavi di quello che è successo nel primo tempo, della differenza rispetto a quello che è successo nel secondo. Quello era il primo tempo. Appunto, questo era il primo tempo, questo invece probabilmente quello che vedremo dopo è relativo invece al secondo tempo, sì, il discorso delle linee di passaggio. Sì, io ritengo che, ma è un mio pensiero, proprio in quella zona là va messo un quinto uomo di centrocampo, quindi un centrocampo a 5, perché lo vai a sistemare proprio in quella posizione ed eviti questi buchi difensivi. Vedi, loro ti giocano alle spalle con troppa semplicità, si è abbassata parecchio la pressione sulla palla, ovviamente è una questione di condizione, per carità, però poco importa, perché comunque rischi di perdere la partita. E quindi vedi, un inserimento del genere nel primo tempo sarebbe stato assurdo da vedere, impossibile. Questa volta andavano a nozze, c'è troppi spazi, quindi aveva bisogno il mister a mio avviso di collocare la squadra con un modulo un po' diverso rispetto a quello del primo tempo, doveva dare un aiuto cambiando modulo. E qui è la traversa colpita, scheggiata diciamo da Thalia
nella fase iniziale del secondo tempo. Altra situazione pressoché simile nella ultima clip dedicata alla fase di non possesso del Catania, Gianluca. Sì, anche questa situazione che andiamo a vedere è in sostanza come la prima, no? Cambiano le distanze, però vedi i giocatori, ok, tutti presenti in zona palla, però non puoi subire una verticalizzazione del genere quando hai 6, 7, 8 giocatori sotto la linea della palla, loro verticalizzano e tu ti trovi uno contro uno. Qua c'è la genialata di Sturaro, perché capisce che l'uomo che sta andando in porta non è marcato, riesce a recuperare la posizione, quell'uomo non prende palla, ok, ma poi si ferma in zona per intercettare proprio il tiro in porta, ma là ci arrivi solo se hai quel quid in più rispetto a tanti altri. Guarda che movimento fa Sturaro. Vedo Lucio Tosto che mi guarda e ha fatto una faccia ha già particolare. letto la situazione tattica, corre per evitare il passaggio filtrante, Anche il gesto, rimane in zona. Guarda il gesto che fa, E va una a togliere la palla alla spaccata, solo una condizione fisica Infatti poi ottimale. Beters lo abbraccia, lo ringrazia, è un gol a tutti gli effetti, perché ovviamente poteva essere e una quindi capisci che se non ti metti in una situazione diversa tatticamente, tu la partita la perdi, ed è un peccato, certo, visto il primo tempo e vista la squadra che è il Catania. Fase di possesso invece, sempre del Catania. Abbiamo detto prima di un limite della Juve, no? Che quando viene attaccata sull'esterno Ma anche ha delle difficoltà. E il Catania sa attaccare con gli esterni. Sì, il Catania sa attaccare con gli esterni perché i quarti lavorano bene, la squadra lavora bene. Io ho voluto evidenziare questo: i tre davanti, i due in rosso sono i quarti del Catania. A destra tanta corsa con Guglielmotti, poi abbiamo il quarto di sinistra che comunque va sempre a chiudere un'eventuale seconda palla sporca, una palla al secondo palo, e quindi abbiamo questa situazione. Nella fattispecie una partita contro la Juve ci può dare un grosso vantaggio, perché loro, se non riescono a trovare questa organizzazione difensiva, sono costretti a subire questa fase di possesso del Catania. Qua abbiamo visto l'attacco a destra con Guglielmotti, che è stato fra i protagonisti sicuramente del primo tempo rossazzurro. Dall'altra parte vediamo invece cosa succede dalla parte opposta, no? L'attacco a sinistra. Succede la stessa identica cosa, quindi sullo sviluppo che sia centrale o destra o a sinistra del Catania abbiamo sempre il quarto opposto che va a chiudere l'azione, quindi in questo caso abbiamo stati evidenziati proprio i tre giocatori centrali e i due quarti, quindi così impariamo anche a conoscere il Catania di Toscano. È una situazione tattica che vedremo spesso, e secondo me durante la fase di campionato magari più avanzata è probabile ci sia anche l'inserimento di uno dei centrocampisti, visto che comunque dietro giochiamo a tre, quindi uno dei due centrocampisti può sicuramente andare ad inserirsi per prendere una seconda palla. Lucio, da allenatore a allenatore, io noto, avendo seguito il Catania anche nella partita in trasferta di Potenza con il Sorrento, eravamo ancora più vicini alla panchina, vedo che proprio Toscano entra in tutti i meccanismi e in tutte le azioni di gioco. Ogni momento della partita è un'indicazione che dà ai giocatori che sono in campo. È perché è lui che proprio è fatto così, secondo te, o è in questo momento particolare che è ancora più necessario fare questo? Il momento lo richiede, perché Catania è stato un cantiere aperto e Catania ha avuto tanti problemi in fase di preparazione, però lui è così. Io ho visto alcune partite, non l'anno scorso, gli anni precedenti, e lui è in campo, lui detta tutte le azioni, lui è il 12° giocatore, è una sua caratteristica. Tra l'altro io penso che in questo campionato, è una cosa che pensavo poco fa, in questo campionato non ci sia una lepre. Questo è un campionato molto livellato, non vedo la squadra che scappa, Juve Stabia, assolutamente no. Questo è un campionato che sarà giocato fino all'ultima giornata, da quelle 4-5, e chiaramente ci sarà là in mezzo il Catania, che addirittura secondo me il Catania, recuperando qualche elemento importante, potrebbe anche avere qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi il Toscano è un garante di tutto questo, Toscano dà quel quid in più, e secondo me il fatto che ha detto Gianluca, che è importante il fatto di poter mettere il quinto, perché è una soluzione in quel momento valida. Secondo me lui non l'ha fatto perché vuole dare continuità e vuole dare a questa squadra un'identità
un'identità ben precisa anche in determinati momenti, rischiando chiaramente, però in questo momento lui vuole cambiare meno possibile, dando continuità al suo lavoro fino alla fine, dando anche sicurezza ai ragazzi, perché a volte succede quello là, l'avrei fatto pure io, però sai, il fatto di metterci a 5 probabilmente si chiudeva uno spazio, ma dava un input ai giocatori un po' diverso, quindi lui vuole dare sicurezza, continuità e compattezza a questa squadra. Sicurezza che arriva anche da ciò che si fa in fase d'attacco, no Gianluca? Perché è vero, vedremo e chiudiamo così l'analisi tattica del Catania con il gol di Carpani che poi ha portato alla vittoria contro il Benevento, che non è solo il controllo di lunetta e poi la conclusione e la capacità di approfittare della respinta da parte di Carpani, ma c'è dell'altro, Gianluca. Sì, c'è tanto perché, a parte il controllo, come hai detto tu, dell'attaccante del Catania, che è da fare vedere in tutte le scuole calcio possibili e immaginabili, perché sposta la palla a un controllo orientato, poi si apre e la allontana dal difensore, quindi questi sono i movimenti classici della mezzala, ma questo è un altro discorso. E la cosa importante è che Catania accompagna con i 3 d'attacco, c'erano anche i 2 esterni, i 2 quarti, accompagna con loro e poi fa gol la sottopunta che arriva da dietro, certo, perché sfruttano quello spazio che c'è fra centrocampo in netto ritardo e si vede, viaggiano a 2 km all'ora e quindi il Catania ne ha approfittato, voglia di fare gol, voglia di vincere la partita, più tecnica e siamo riusciti a portarla a casa. E questo è importante perché è un'azione collettiva, un'azione studiata, ci fa ben sperare perché chi come me fa questo lavoro sa che la partita è stata studiata nei minimi dettagli, sapevano che in questo momento il Benevento ha quella difficoltà, non riesce a collegare i 2 reparti, anzi pensavo che potesse migliorare con l'inserimento di Thalia del centrocampista del Benevento, ma non è successo, è un centrocampo che va a 2 km all'ora, forse anche il modo di giocare che non è proprio quello di Auteri. Ok, perché è passato con la difesa a 4. Difesa a 4, lui di solito gioca un 3-4-3. Comunque un buon Catania. Lunetta, che è stata una scelta dell'ultima ora, non ce l'aspettavamo neanche che giocasse, invece ha fatto una grande prova. Invece il lavoro importante di codifica della squadra avversaria, quest'anno il Catania ha preso un catanese per fare questo lavoro, D'Urso, che l'anno scorso era alla primavera della Lazio, è un catanese che ha lavorato sempre per Ternana in queste squadre, per cui riuscire a capire... È molto bravo. E se sono catanesi sono bravi. È un catanese che ha lavorato sempre fuori e quest'anno... Ci facciamo i complimenti da sé. Ha lavorato molto bene. Va bene, ci fermiamo allora, andiamo in pausa pubblicitaria, ritorniamo fra poco, ancora la partita del Catania in primo piano, ma parleremo ovviamente anche del Messina e del Trapani in 2 momenti certamente delicati per le altre 2 squadre siciliane di Serie C. A fra poco. Di nuovo insieme in diretta in studio per la nostra preview, abbiamo parlato della partita ovviamente fra Juventus Next Gen e Catania, andiamo a vedere anche le statistiche a confronto, quello che hanno detto almeno in queste prime 2 giornate di campionato, con i gol fatti e i gol subiti, che già danno una differenza importante fra le due squadre, e poi Gianluca lascio la parola a te con la grafica ben evidenziata dalla nostra regia. Allora, cosa dobbiamo andare a vedere a mio avviso? Le palle intercettate. Abbiamo una Juve all'ultimo posto, quindi al 60° posto, ricordiamo che la classifica riguarda tutti e 3 i gironi di Serie C con 37 palloni intercettati, quando la media in campionato di solito si attesta sui 34, quindi comunque sia è una situazione molto precaria. Il Catania invece è all'11° posto, ha intercettato 88 palloni e con Di Tacchio, come diceva Lucio Tosto, da buon intenditore di calcio, che è il primo giocatore del Catania 14. che ha intercettato 14 palloni. Altra situazione importante sono le palle perse. 56° posto per il Catania, con Castellini che è il giocatore che perde più palla, 35, mentre la Juve è al 5° posto con 176. Qua cosa possiamo evidenziare? La qualità dei singoli della Juve. Quindi come diceva il mister Raffaele, giocatori veramente importanti. Altra situazione pericolosa è la precisione nei passaggi. La Juve è seconda con l'86%, 86,9%, il Catania è 57° su 60 col 73,8%. Quindi possiamo tranquillamente, abbiamo fatto praticamente il DNA di questa squadra, no? Nei singoli giocatori importanti. Quando si parla di collettivo, quindi intercetto, passaggi filtranti, stanno soffrendo parecchio, quindi questo dice
quello che è il momento della Juve in questo momento. È particolare come già dopo 2 partite si delinei abbastanza chiaramente quello che poi vedremo domani. Ma tutto quello che ha detto Raffaele in quei numeri là ci sta, perché molta qualità nei passaggi, però è chiaro che in non possesso qualche problema sta squadra ce l'ha e il Catania deve essere bravo a sfruttare questa loro negligenza. In che cosa deve essere bravo il Trapani? Lo chiediamo invece al nostro Franco Camarasana, che è collegato con noi. Perché lo dico Franco? Perché insomma, l'ultima partita è andata malissimo, lo sappiamo, c'è stato poi l'esonero di Torrisi. Intanto ti saluto. Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Qual è la situazione in casa Trapani in questo momento? Beh, la situazione è un pochino fluida perché ancora non abbiamo il nome del tecnico che definitivamente assumerà la guida della squadra. Lo si saprà, come ha detto il presidente Antonini, il lunedì. Mentre al momento la squadra è affidata a Totò Aronica, che da martedì l'ha allenata in vista della partita di domani sera a Crotone. Ci sarà lui a sedere sulla panchina granata, potrebbe anche essere lui il nuovo tecnico. Tra l'altro Antonini ha detto che i giocatori hanno accolto molto bene Aronica, come in questi giorni, però ha anche contattato altri tecnici dopo il no di Oddo e di Tessere, e così anche di Lerda e di qualche altro tecnico. Sono Liverani i potenziali allenatori del Trapani, Liverani che sembra Antonini abbia incontrato ieri a Roma, e poi Christian Brocchi, altro tecnico di esperienza come Liverani, che ha vinto campionati eccetera, però Antonini si è riservato di decidere soltanto domenica e quindi annunciare lunedì il nome del nuovo allenatore. Ripeto, a mio avviso dipenderà non moltissimo, ma comunque molto anche dall'esito della partita di domani sera a Crotone, e soprattutto di come la squadra giocherà domani sera in Calabria contro una formazione che non è certamente l'ultima arrivata. A proposito di formazione, che cosa ci dobbiamo aspettare da Aronica per la partita appunto con il Crotone? Se confermerà anche il modulo magari del 4-3-3 o si apporterà dei correttivi? Guarda, il modulo base rimane a mio avviso il 4-3-3, in 3 giorni non è che puoi stravolgere il modo di giocare di una squadra, ma io so che durante la preparazione precampionato il Trapani ha provato anche il 4-3-2-1, quindi è probabile che si fidi anche a questo modulo. Sicuramente ci saranno delle novità rispetto alla partita che ha affrontato il Picerno, perché intanto torna a essere disponibile Crimi, Marco Crimi, giocatore molto esperto, centrocampista che tutti ben conosciamo, che ha scontato 2 giornate di squalifica, e soprattutto tornano ad essere disponibili dei difensori importanti. Il Trapani nelle prime 2 uscite stagionali ha mostrato evidenti difficoltà in fase difensiva. Ebbene, domani sera molto probabilmente ci saranno Celiento in difesa, che non era stato finora utilizzato per un problema fisico, e soprattutto ci saranno Benedetti e Silvestri, il primo è un terzino sinistro, il secondo è un centrocampista di grandissima esperienza che è stato prelevato dal Cesena, con il quale ha vinto di recente il campionato, e poi ripeto bisognerà vedere se continuerà in avanti col trio offensivo che sicuramente tutte le squadre un pochino si sognano, cioè quello composto da Canotè, Lescano e Fall, oppure decida di mettere davanti soltanto Lescano e poi appoggiargli dietro elementi come Marino, come ripeto Mastrantonio, ripeto è in alto mare, perché ripeto comunque è quella che vedete inquadrata la formazione base, però come ripeto può avere sicuramente delle modifiche sia per quanto riguarda il modulo sia per quanto riguarda anche i nomi dei
giocatori che saranno impiegati dall'inizio. Grazie Franco, grazie, buon pomeriggio, grazie per tutte le novità. Buon pomeriggio anche a voi. Che ci porti da Trapani. A proposito di novità, io torno da Giulia per sentire altri messaggi da casa. Sì, abbiamo un messaggio di incoraggiamento per il Catania. Il Catania, il vero Catania, è tornato. Non è detto che andremo in Serie B come primi nel girone, ma è determinante sapere e constatare che finalmente abbiamo una vera squadra. E ancora, finalmente ho visto una squadra degna per la città di Catania. Un saluto ai miei amici da parte mia. No, in realtà non da parte mia, da parte tua, però non ti firmi, quindi va bene, te li saluto da parte mia. Poi abbiamo anche una richiesta. Mi piacerebbe vedere la scritta luminosa Angelo Massimino sopra la tettoia della tribuna A e luci rosso-azzurri in tutto lo stadio. Benissimo. E con questa richiesta mi fermerei qui. Chi si fa portatore di questa? No, certo, se ci va Giulia abbiamo più garanzie di successo sotto questo punto di vista rispetto a che se ci andiamo noi. Vedo Francesco Triolo in postazione, come al solito postazione sempre con alberi alle spalle, insomma mi pare di capire, Francesco. Cerchiamo di camuffare, no? Esatto. Buongiorno esatto. A tutti. Buongiorno a te. Stando sempre in giro cerchiamo di camuffare. Esatto. Stai sudando, vedo che sei fuori, immagino che siano 40 gradi in questo momento. C'è caldo. Senti, ma c'è caldo anche a Messina nel senso particolare del termine, considerando che i tifosi non è che hanno molto a cuore questa società e lo sappiamo, le contestazioni continuano anche dopo gli ultimi risultati, Francesco. Ma la contestazione ormai è chiara, buongiorno innanzitutto da parte mia, la contestazione è chiara ormai da prima che iniziasse il campionato, anche dopo il campionato i tifosi sono schierati contro l'attuale proprietà, però a sostegno della squadra, nel senso che in settimana durante l'allenamento una delegazione di tifosi è stata al campo, ha sostenuto i giocatori, ha cercato di far sentire la vicinanza dei tifosi, che hanno seguito la squadra in trasferta, ma come avevano comunicato sin dall'inizio hanno deciso di non farlo per tutto l'arco del campionato in casa fin quando ci sarà la proprietà sciotto. Quindi è una situazione piuttosto delicata, è una situazione che certo non aiuta la serenità di tutto l'ambiente, però si è arrivati a questo punto di rottura anche dopo la tregua dello scorso anno, dopo a determinate promesse di riorganizzazione societaria che non c'è stata, e quindi questa è la situazione che vivrà il Messina da qui alla fine del campionato se non dovesse cambiare qualcosa. È probabile che magari qualcosa nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi possa cambiare, perché magari il presidente Sciotto si deciderà a vendere la società ad una delle cordate che nel tempo si è interessata, ma in questo momento è tutto bloccato, almeno ufficialmente. In questo clima si arriva alla partita contro il Taranto, una squadra, una società che quest'estate non è che ha vissuto momenti migliori di quelli del Messina, lo sappiamo tutti, però proprio per questo ha detto Monica, una squadra che è una belva ferita rischia quando azzanna di fare più male. Quindi attenzione al Taranto, il Messina è alla ricerca della prima vittoria, sfuggita contro il Potenza la prima giornata in casa proprio dei minuti di recupero, poi a Cerignola la squadra giallorossa ha perso in maniera abbastanza netta per 2-0. Modica recupera Manetta al centro della difesa, dovrebbe giocare con Marino, così andiamo subito alla formazione. Salvo dovrebbe giocare come terzino sinistra al posto di Ortisi. C'è qualche dubbio che riguarda il centrocampo, con l'ipotesi di un debutto al primo minuto di Petrucci, l'ultimo arrivato, quello che ha sostituito Domenico Franco, andato al Picerno. Potrebbe giocare lui, anche se in questo momento Modica ha detto che soprattutto Frisenna e Penicillo per l'attacco. Possiamo vederla anche, Francesco, la probabile formazione del Messina, visto che l'abbiamo in grafica, così mentre tu ce la racconti andiamo a vederla anche attraverso la grafica, quella che sarà la probabile della squadra giallorossa. A te di nuovo. Ok, ti dicevo, potrebbe giocare Petrucci in mezzo al campo con Frisenna e uno tra Anselmo e Garofalo, dipenderà sempre dal discorso degli under, e poi in attacco scalpita Luciani, però in questo momento sia Pedicillo che
Anatriello stanno dando delle garanzie, e quindi è probabile che comunque venga confermato questa sorta di 4-3-3 che abbiamo visto in grafica. Si gioca alle 20:45, lo stadio Franco Scoglio è annunciato al di là di tutto vuoto, perché comunque senza i tifosi anche la prima partita di campionato ha visto che immensi spazi vuoti sugli spalti, quindi non è certo l'atmosfera migliore. Toccherà alla squadra di Modica cercare, come ha fatto l'anno scorso, di portarsi almeno dalla sua i tifosi. Grazie Francesco Triolo, come sempre ti lascio andare, trova qualche posto più al fresco, possibilmente, se puoi, invece di curarti poi dei servizi per il telegiornale. Ciao Francesco, buona serata, buon pomeriggio. Ciao. Lucio, parliamo del Trapani e del Messina, semplicemente ti chiedo, è una situazione un po' particolare, ecco, perché il Messina si sapeva che era difficile. È sempre lo stesso film da almeno 4-5 anni, non è cambiato niente. Messina. Trapani, allora, il tuo collega parlava di moduli, di sistemi di gioco. Io, per quello che ho visto domenica, l'allenatore Torrisi poteva mettere in campo qualsiasi tipo di modulo, che so io. Sono degli errori singoli madornali che tra l'altro ho visto anche in altre squadre, nel Messina, ho visto i difensori centrali un po' in difficoltà, un po' in tutte le squadre, tranne il Catania, la partita del Catania, tutte le partite che abbiamo visto, ho visto degli errori, ma degli errori madornali, non errori singoli, non errori tattici o di reparto, errori singoli. Quindi in quel caso, e nel Trapani ce ne sono stati 2. E il fatto stesso che poi abbiano detto che hanno accolto benissimo, dopo un giorno, l'allenatore della Primavera, Aronica, non lo so, io penso che prima devono fare un esame di coscienza dei calciatori, perché ormai il fatto che paghi subito l'allenatore, e anche magari quello là che ha fatto le 2 leggerezze là è tranquillo che si allena con l'allenatore nuovo, e questo non va bene. Noi ci fermiamo, ultima pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo con le probabili invece della partita di Biella, e poi faremo vedere anche la nostra top 11, a fra poco. Mi piace perché noi continuiamo a discutere anche durante la pausa pubblicitaria di tutto quello di cui discutiamo anche in onda, nel fuori onda, insomma si può dire un po' di meno di quello che dite nel fuori onda, però facciamo vedere invece le grafiche delle probabili formazioni che vedremo a Biella domani, partendo dalla Juventus. Un po' avevamo parlato con il collega di Juventus 24, con Pedro Felipe, Scaglia e Stivanello in difesa, da Fara, e poi il centrocampo a 4 con Guerra e Papadopoulos alle spalle di Dagraca. Questo è il 3-4-2-1, l'allenatore lo sappiamo è Montero, 2 squadre che potrebbero per certi versi guardarsi allo specchio, perché insomma, il sistema di partenza è un 3-5-2 più un 3-5-2 quello della Juventus, e è un 3-4-2-1 quello del Catania, che possiamo andare a vedere subito, con una formazione che potrebbe ricalcare quella che abbiamo visto nella partita dell'altra sera. Ricordiamoci che non ci sono ancora i giocatori, l'ha detto anche Toscano, i giocatori che erano assenti con il Benevento. Le ipotesi sono di ballottaggio in porta fra Betters e Adamonis. Lì davanti bisogna vedere le condizioni di Inglese e di Stoppa, soprattutto per capire quanto siano le possibilità magari di entrare o dall'inizio oppure a partite in corso. Come abbiamo visto, stesso discorso vale per Jimenez per quanto riguarda il Catania. Io vado nuovamente da Giulia per avere ancora qualche indicazione da parte dei nostri telespettatori. Sì, e ci scrivono: buonasera, quest'anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni, Toscana alla guida è una garanzia. Una domanda, la compagna abbonamenti è ancora aperta? Sì. Volete rispondere? Sì, Risposta perfetto. Sì. Ancora un'altra domanda, buonasera, per la scadenza di giorno 9 dobbiamo preoccuparci o la fedeussione non ha bisogno di integrazione? Questa è un'altra discussione per cui ovviamente per cui ci sarebbe da parlare e da discutere tanto. Rimaniamo ovviamente ancorati alle notizie che arrivano e che arriveranno nel momento del giorno 9 per quanto riguarda il discorso
che abbiamo discusso prima, ne abbiamo già parlato. Il fatto del deferimento è una situazione che, se arriverà dopo, ma ripeto, stiamo parlando assolutamente di ipotesi in questo momento. C'è anche un saluto che vedo su alcune pagine nostre social a mister Raffaele: peccato che a Catania sia venuto nel momento sbagliato, scrive qualcuno. Riportiamo questo saluto per Raffaele, che è stato appunto nostro ospite durante la nostra trasmissione. Giulia, ci sono altre indicazioni? Sì, un ultimo messaggio. Sì? Buonasera, un bel Catania, ma il bello deve ancora venire. Oh, meno male, detto dalla ci bella possiamo Giulia, fermare qua. detto dalla bella Giulia, ci possiamo sicuramente credere. Questo è fuori di dubbio. Allora Giulia, noi ci rivediamo fra pochissimo per i saluti finali. Io invece vi faccio vedere quelli che sono sempre in grafica, gli arbitri, l'arbitro ovviamente, e poi gli assistenti più il quarto ufficiale della partita contro la Juventus. L'arbitro è Gianluca Grasso di Ariano Irpino, e poi ci sono gli assistenti Pizzoni e Aletta, Frattamaggiore Avellino, e poi il quarto ufficiale, quarto uomo, Davide Gandino di Alessandria. Perché c'è da ridere no, io non capisco che c'è Gianluca Russo che ride sul quarto ufficiale. No, perché è un po' come il trequartista di prima, no? Che è più difficile da tenere. Va bene, andiamo a vedere invece la top 11, visto che Gianluca sorride, gli facciamo commentare la top 11 insieme, perché la top 11 è, ripeto, non una scelta da parte di Marco Carli e di Gianluca Russo, ma è data da alcuni dati appunto incrociati che portano a questa composizione di questa squadra. Gianluca con Tomei del Picerno come allenatore, e poi una squadra composita che vede anche una rappresentanza del Catania con Beters, che ha fatto certamente bene nell'ultima partita. Sì, è una squadra chiaramente importante. Pagliai, Cristallo, Verrenge e Pace la linea difensiva, i tre centrocampisti, Pezzella della Cavese sta facendo benissimo come Sunas e Palumbo della Juve, e Mausso sottopunta, Cuppone e Caturano i due attaccanti. È una squadra importante, sono giocatori che si sono messi in evidenza già dal precampionato, guidati da un allenatore che sta facendo veramente bene, quindi credo che sia una formazione che tutti vorrebbero allenare a questo punto della stagione. Squadra composita, diciamo, con tanti elementi. Qualcun altro del Catania andava messo, secondo te? Motti, ma non è che scegliamo noi, attenzione, perché sennò Gianluca Russo mi chiede come avviene la scelta, io devo spiegarlo. Perché? Come avviene? Dipende, allora ti rispondo così: dipende dai ruoli, perché ogni ruolo ha dei dati specifici e da quello nasce la convocazione, fra virgolette, da parte di un giocatore in questa top 11, ma ripeto, sono dati statistici incrociati. Mi piacerebbe la scelta di Beters, su quali dati si basa? Su quali dati si basa? Allora, portieri, percentuali parate di riflesso, percentuale passaggi con i piedi e percentuale palle alte e duelli vinti. Questo è quello il criterio di scelta. Il criterio di scelta del portiere, e che ha dato Beters in questo caso come portiere protagonista della top 11. Vuoi sapere altro? No, allora, siamo preparati. Allora ci fermiamo, invece ci fermiamo veramente qui, siamo proprio alla fine della nostra trasmissione. Lucio Tosto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te, è stato sempre un piacere. Ci rivediamo in altre occasioni, questo è sicuro. Noi ci rivediamo, Gianluca. Sembrerebbe, così parrebbe il prossimo venerdì. Gianluca Russo, a parte tutti gli scherzi, chiaramente le risate che qualche volta ci facciamo, grazie veramente della tua competenza e della tua partecipazione. Vado da Giulia per salutarla come al solito. Ciao. Dulcis in fundo. Grazie, Giulia, ciao, un saluto. Ciao a tutti, saluto i nostri amici a casa che ci hanno seguito, e noi ci vediamo domani con Diretta Stadio. A proposito, Giulia, grazie ancora anche a te, mi dai l'assist per ricordarvi appunto domani Diretta Stadio con Angelo Patanè da Biella per la partita, collegamenti, interviste, insomma il nostro format con 3 ore live. Poi lunedì anteprima corner e la differita della partita. Noi come sempre invece ritorniamo venerdì prossimo. Ciao!